Pensiero del giorno, giovedì 12 settembre. Rispettare la natura. Un tempo il problema ecologico non esisteva. Nessuno ne parlava, forse perché la natura era ancora in grado di assorbire i fumi e le altre esalazioni. Oggi è diventato un grosso problema. Ci si è resi conto che la natura creata da Dio si stava rovinando. La salute dell'umanità e la pace, la salute del cosmo e l'ecologia. La natura deve essere salvata. È necessario che il pianeta esista per far vivere l'umanità. È quindi essenziale per la vita. L'ecologia è la base della pace. La pace e la fraternità si ottengono stando su un pianeta che esiste. Chiara Lubich, Come un arcobaleno, Città Nuova, pagine 344-346. Parola di vita settembre 2024. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori illudendo voi stessi. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.